Buonasera ai titoli di Sicilia 24. A Enna il rientro di padre Rugolo, condannato per abusi sessuali su minori, sta facendo crescere la tensione. Antonio Messina, il giovane archeologo che ha denunciato le violenze subite, è stato insultato e aggredito sulla scalinata della chiesa madre. A Palma di Montechiaro una dottoressa della Guardia Medica aggredita da un paziente per aver rifiutato di rilasciare un falso certificato medico. A Catania arrivati nella notte disidratati e con gravi ustioni i 23 superstiti dell'ultimo naufragio sbarcati al porto della Ocean Viking hanno visto i loro compagni morire. Caro voli, non bastano a tutelare chi viaggia, gli sconti estesi a tutti gli scali dalla Sicilia in vista di Pasqua, tariffe più basse ma ancora insostenibili per le famiglie. Bufera alla Fiera del Turismo di Vienna, nel logo della Calabria che rappresenta l'Italia, escluse la Sicilia e la Sardegna, l'ira dei sindaci siciliani che chiedono chiarimenti all'assessore regionale al turismo Amata. L'eleganza di Franca Florio in mostra a Favignana attraverso gli abiti della nobildonna palermitana rivive il mito della Belle Époque. Calcio, il Catania ritorna al successo che mancava da quasi un mese in una partita soffertissima contro la Cerignola. Sconfitta netta per il Palermo che ieri sera è stato piegato per 3-0 al Barbera dalla Venezia. Buonasera, nuova aggressione nella sanità siciliana. Si rifiuta di rilasciare un certificato medico falso. Una dottoressa della Guardia Medica è stata aggredita da un paziente. È accaduto a Palma di Montechiaro. Sentiamo. Non si arresta l'escalation di aggressione e di violenza a danno del personale sanitario, letteralmente in trincea, in ospedali e ambulatori spesso carenti di attrezzature e nelle piante organiche. Adesso bersaglio di un paziente è stata una dottoressa in servizio all'ambulatorio di medicina generale a Palma di Montechiaro nell'Agrigentino. Lina Petrucci sarebbe stata insultata e minacciata verbalmente da un suo paziente all'interno dello studio medico. Ad alterare l'uomo sarebbe stato il mancato rilascio di un certificato medico da parte della dottoressa. In verità, secondo quanto spiegato dal medico, lo stato di salute del paziente non sarebbe stato tale da giustificare un certificato medico che altrimenti sarebbe stato falso. Lui si è infuriato e ha coperto la dottoressa di insulti e minacce. La malcapitata è scappata via, si è recata in caserma e lo ha denunciato ai carabinieri. A seguito di quanto accaduto, il presidente dell'Ordine dei Medici di Agrigento, Santo Pitruzzella, ribadisce l'appello a predisporre degli appositi servizi di sicurezza nei presidi sanitari. Aggressioni, lo sentivate nel servizio, i medici e pronto soccorso sovraffollati per carenza di personale. La CGIL oggi ha manifestato in tutta la regione per difendere la sanità siciliana. Emanuela Corsi. Noi che siamo in trincea chiediamo l'aumento di risorse umane intendo medici, infermieri e personale di supporto. Contro le aggressioni nelle strutture sanitarie non solo telecamere e posti di polizia ma più medici e infermieri. È l'appello della CGIL che ha organizzato un sit-in in difesa della sanità siciliana in tutte le province dell'isola. A Catania i manifestanti davanti all'ospedale Garibaldi Centro denunciano la carenza di personale e pronto soccorso sovraffollati che spesso diventano teatro di episodi di violenza e minacce nei confronti dei sanitari. Ma noi da tempo diciamo che bisogna potenziare la medicina del territorio, ovviamente più case di cura, più ospedali di comunità che erano oltretutto previste nel piano nazionale di ripresa e resilienza, quelle potrebbero smaltire i pronti soccorsi perché le aggressioni al personale sanitario avvengono proprio per gli affollamenti e la gente è disperata. Dietro questa carenza di personale c'è anche la grande fuga verso la sanità privata. È chiaro che molti medici stanno andando verso il privato perché vengono anche pagati meglio rispetto alla sanità pubblica. È chiaro che il numero chiuso nelle università è un problema, è ovvio che il tema del personale è un tema che va affrontato a 360 gradi, noi chiediamo più assunzioni, è chiaro che potenziare la sanità è potenziare praticamente la tutela del cittadino. Minacciata di morte dal marito, un tunisino residente a Marsala è stato arrestato dai carabinieri e chiuso in carcere. Il nordafricano è accusato di maltrattamenti non solo alla moglie ma anche al figlio 18enne.
E nella notte la Ocean Viking ha sbarcato al porto di Catania 23 superstiti dell'ultimo naufragio. 2 sono ricoverati nell'ospedale Cannizzaro. Hanno visto i loro compagni morire. Sono 60 i dispersi. Eva Spampinato. Erano molto stremati perché il viaggio è stato molto lungo, da quelle poche notizie che siamo riusciti ad avere è stato un viaggio di quasi una settimana, non hanno mangiato per tanti giorni. Sono sbarcati al porto di Catania intorno alle 3 della notte scorsa i 23 superstiti di un naufragio lungo le rotte della speranza, anzi della disperazione. La nave Ocean Viking, che li ha salvati, doveva proseguire il suo viaggio fino ad Ancona, ma le condizioni degli uomini e delle donne richiedevano un intervento immediato e così si è subito messa in moto la macchina catanese dell'accoglienza e del soccorso con Croce Rossa, Protezione Civile, ASP e Questura. In 21 adesso si trovano qui al centro di prima accoglienza di via Forcile, mentre 2 sono ricoverati all'ospedale Cannizzaro. Molti sono arrivati disidratati e noi ovviamente li abbiamo accolti nel migliore dei modi. Uno di questi 2 ragazzi ha presentato positività al Covid, ma anche una patologia gastrointestinale, quindi probabilmente dovrà essere studiato e verrà ricoverato presso il nostro reparto di malattie infettive. L'altro invece presenta delle ustioni da carburante o verosimilmente da carburante ai glutei, alle ginocchia e ai piedi. Stando ai drammatici racconti dei naufraghi, sarebbero morti in 60. Sì, la cosa triste è questa. Le condizioni che hanno presentato questi ragazzi già dimostrano la grande, estrema precarietà di questo trasbordo, perché le ustioni da carburante vuol dire che sono rimasti a contatto con liquido infiammabile per più tempo. Per questo motivo infatti abbiamo messo a disposizione appunto una psicologa, potenziando il servizio che già noi offriamo normalmente durante il lavoro che facciamo qui dentro. Intanto il via vai di pullman che trasportano migranti qui in via Forcile prosegue. C'è chi arriva da Porto Empedocle dopo essere sbarcato a Lampedusa e chi invece va via verso altri centri di accoglienza italiani. Il rientro di padre Rugolo, condannato per abusi sessuali su minori, sta facendo crescere l'attenzione a Enna. Antonio Messina, il giovane archeologo che ha denunciato gli abusi subiti, è stato insultato e aggredito sulla scalinata della chiesa madre. Sentiamo Gerry Italia. Si respira un'aria di forte tensione ad Enna, a poche settimane dalla sentenza del tribunale che ha condannato a 4 anni e 6 mesi don Giuseppe Rugolo per violenza sessuale su minori. Una tensione che sta crescendo visibilmente dopo l'annullamento del divieto di dimora per il sacerdote che abbiamo sperimentato personalmente. Avevamo raggiunto con una troupe Antonio Messina, il giovane archeologo che ha denunciato gli abusi subiti da don Rugolo, nell'ambito di un'inchiesta sui fatti di Enna, ma appena terminata l'intervista di fronte al Duomo cittadino, il giovane e la nostra troupe sono stati attaccati e insultati in maniera sempre più violenta. L'autore dell'aggressione sarebbe un sedicente appartenente alla confraternita di Maria Santissima della Visitazione, che già qualche tempo prima aveva aggredito verbalmente Antonio Messina. Solo grazie al nostro intervento diretto a scudo del ragazzo e all'aiuto di un passante che ha portato via l'aggressore visibilmente alterato, non si è arrivati allo scontro fisico. L'aggressione è avvenuta all'indomani della notizia della revoca della misura cautelare che impediva a Rugolo di rientrare a Enna. Da anni il sacerdote è stato trasferito a Ferrara, dove risiedono i suoi familiari. I nostri timori erano fondati. Il rientro di Rugolo a Enna sta facendo crescere la tensione, dice l'avvocata Eleanna Parasiliti, che assiste la vittima e che si era opposta alla richiesta di revoca della misura cautelare avanzata dai difensori del prete. Temiamo per la vittima, aggiunge la legale, ma anche per tutte le persone che si sono occupate di questo caso. Il trentenne, per questo episodio, che è stato anche ripreso dalle telecamere, presenterà una segnalazione alla polizia. La confraternita di Maria Santissima della Visitazione intanto prende le distanze e si dissocia completamente dal responsabile e condanna fermamente quanto accaduto ad Antonio e alla troupe giornalistica coinvolta. Uno spiacevole episodio, fanno sapere dal CDA, incompatibile con i valori che animano la nostra confraternita. Pasqua è vicina e torna il caro voli, stavolta in maniera più contenuta rispetto a Natale, moderato anche l'impatto degli sconti regionali allargati da 2 giorni ai voli da e per la Sicilia da tutti gli aeroporti italiani. Sentiamo Maglio Viola. Prezzi ballerini per i voli da e per la Sicilia a 2 giorni dal lancio della nuova tornata di aiuti e sconti della regione per i residenti dell'isola che devono viaggiare. Appena 48 ore fa il presidente Schifani ha annunciato l'allargamento degli sconti ai voli da e per l'isola da tutti gli aeroporti italiani, dopo l'esperimento che da Natale ad oggi ha riguardato soltanto i voli da e per Milano e Roma. Il 25% di sconto per tutti i residenti, il 50% per le categorie speciali, ma anche per Pasqua gli sconti vengono in gran parte assorbiti
assorbiti dagli aumenti dei prezzi dei biglietti per le feste. Un volo da venerdì al lunedì di Pasqua per Palermo o Catania e ritorno dai principali aeroporti italiani, oltre Roma e Milano, Bologna, Torino, Genova e Verona, costa in media fra i 230 e i 260 euro a persona. Prezzo ragionevole rispetto a quelli di Natale, ma che comunque rende difficoltoso spostare una famiglia, ad esempio, di 4 persone. La Regione è cosciente che non basta e lo stesso Schifani ammette che occorre rompere il sistema delle concorrenze. Solo se cresce l'offerta caleranno i prezzi, ma non basta la nascita di Aero Italia, la cui offerta non preoccupa minimamente le compagnie che già operano sulle tratte siciliane. La Regione non sembra invece intenzionata a prendere in esame la proposta Ryanair, che non ha aderito agli sconti e che chiede di abrogare le tasse regionali, provinciali e comunali di imbarco e di soggiorno. Sequestrato a Catania un centro scommesse abusivo scoperto in un garage nel quartiere di Librino, denunciato un pregiudicato per raccolta di scommesse e gioco d'azzardo. Ieri la polizia, all'alba di ieri, ha interrotto una corsa clandestina di cavalli a San Filippo, siamo nel Messinese, come si vede in queste immagini. L'intervento della polizia ha scatenato il fuggi generali degli scooter che durante la corsa affiancavano i cavalli. Identificati i 4 fantini e 4 proprietari dei cavalli, tutti denunciati alla procura di Messina. E arrivano anche la denuncia della disumana situazione delle carceri in Italia e in Sicilia. L'MPA ha aderito alle iniziative di Nessuno Tocchi Caino, che appunto denunciano le condizioni di sovraffollamento. C'è anche una proposta di legge. Marco Carli. Rendere note le condizioni di sovraffollamento delle carceri, sensibilizzare sul crescente numero dei suicidi, 24 dall'inizio dell'anno, una volontà precisa di Nessuno Tocchi Caino, Lega Internazionale di Cittadini e di Parlamentari. Chi di dovere, questa è la volontà, prenda le decisioni adeguate su una situazione che va via via aggravandosi e che sta arrivando ai livelli che portarono 10 anni fa alla condanna dell'Italia da parte della Corte Europea per i diritti umani. Così nasce anche una proposta di legge. Abbiamo voluto limitare la proposta di legge al sovraffollamento. Tenete presente che noi in Italia siamo andati vicini alla vera riforma dell'ordinamento penitenziario e sempre per questioni elettoralistiche, per paura di perdere voti, quella riforma non si fece. Il Movimento per l'Autonomia ha aderito al grande satyagraha proclamato da Nessuno Tocchi Caino e che ha preso avvio il 21 gennaio con uno sciopero della fame a cui partecipano centinaia di cittadini e detenuti. Abbiamo un sovraffollamento insopportabile delle carceri, carenza di personale tra le guardie carcerarie, come ben sappiamo, perché dobbiamo considerare anche la loro condizione, molti episodi di violenza, un disagio tale che poi comporta, come sapete, un altissimo numero di suicidi. Devono essere rieducati, devono espiare dignitosamente la loro pena e non vivere in condizioni che di umano hanno poco. Bufera alla Fiera del Turismo di Vienna, nel logo della Calabria che rappresenta l'Italia, la Sicilia e la Sardegna sono escluse. L'ira dei sindaci siciliani che chiedono chiarimenti all'assessore regionale al turismo Amata. Sentiamo Francesco Loi. Non è possibile che qualcuno abbia volutamente voluto realizzare qualcosa del genere, stentiamo anche a crederlo. Difficile da credere, ma è la realtà. La Sicilia e la Sardegna non sono nel logo dell'Italia. Siamo alla Fiera del Turismo di Vienna e nello stand della Calabria, che rappresenta tutto il paese, questa è l'amara sorpresa. I sindaci sono imbestialiti. Siamo il comune di Erice qui presente, il comune di Sorchino, il comune di Noto e noi come Piazza Armerina. È un messaggio che vogliamo lanciare, anche un atto di denuncia, perché non è ammissibile che in una fiera così importante del turismo internazionale vi sia il padiglione della Calabria che tagli di netto le 2 isole principali, la Sicilia e la Sardegna. L'Italia è tutta unita, ribadiscono i sindaci, che così si rivolgono all'assessore regionale al turismo Amata. Queste immagini all'estero sicuramente ci mortificano e per cui chiediamo veramente agli organi nazionali di programmare una promozione dell'Italia a 360 gradi. Se da un lato c'è chi parla di uno scherzo o di una gaffe, dall'altro c'è chi definisce tutto questo una colpevole omissione. A pensarla così è la neogovernatrice della Sardegna, Alessandra Todde. Ma l'umore è nero anche fuori dalla politica. Siciliani e sardi si sentono offesi. Adesso una breve pausa, altre notizie e anche il mondo parallelo di OnlyFans.
OnlyFans è la piattaforma social per adulti esplosa ai tempi della pandemia. C'è chi assicura non facciamo del male a nessuno, paghiamo le tasse, ma solo in pochi guadagnano davvero. Desiree Ferlito. Una persona può guadagnare 2.000 euro come 100.000, dipende ovviamente da tantissime cose. Guadagnare attraverso l'immagine del proprio corpo o la fantasia dello stesso, facilmente e senza rischi. Parliamo di OnlyFans, per chi non lo sapesse è la piattaforma di social media più proficua del momento, tanto da attirare sui creator di maggiore successo le attenzioni del fisco. Infatti OnlyFans promette guadagni sui contenuti più o meno sessualmente espliciti e crea un mercato che vale 5,6 miliardi di transazioni l'anno e attira le più disparate categorie: studentesse, professioniste e modelle. Penso che ognuno sia libero di fare quello che vuole col proprio corpo, magari io non lo farei, però qualcun altro sì, va bene così. Chiunque può tentare di arricchirsi nel mondo parallelo di OnlyFans. Se una persona vuole non vendere il proprio corpo, ma è consenziente nel far vedere il proprio corpo in giro sul web, secondo me va bene così, basta che la persona è a posto con se stessa e con cosa sta facendo. Paghiamo le tasse, non facciamo del male a nessuno, si difendono i protagonisti. Dall'altro c'è chi dice di quest'acqua non ne bevo e grida allo scandalo. Uno schifo completo. Madonna mia, veramente così sono arrivati? Ma tu sai che c'è gente che riesce a guadagnare anche fino a 30.000 euro al mese? Vabbè, con gente malata. Non esiste una persona, cioè un uomo che fa una cosa del genere. Meglio guardare una donna da vivo, no? I contenuti espliciti sono a portata di un click, o per meglio dire di una carta di credito. Basta registrarsi, impostare il metodo di pagamento e accedere ai contenuti esclusivi dei creator preferiti dietro il pagamento di un abbonamento, che va da 5 euro a 50 euro. Sono ammesse ogni tipo di richiesta, gettonatissime ad esempio le foto dei piedi, a cui è dedicata un'intera categoria. Hanno sollevato curiosità le ultime dichiarazioni della starletta Antonella Mosetti. Mi danno 2.000 euro per una foto dei piedi con la schiuma da barba. Ma l'obiettivo di diventare ricchi su OnlyFans è solo un'illusione. I creator di contenuti guadagnano infatti una media di 180 euro al mese. Conosci magari? No. Ho fatto delle idee su chi potrebbe averlo in classe nostra, però non posso dire. Un ragazzo incontra una ragazza, le labbra sulle labbra. L'eleganza di Franca Florio in mostra a Favignana attraverso gli abiti della nobildonna palermitana rivive il mito della Belle Époque. Favignana celebra l'eleganza di donna Franca Florio, lo fa con una mostra permanente inaugurata nel palazzo che fu proprio residenza della famiglia Florio sull'isola. Le sale di Palazzo Florio accolgono 4 riproduzioni sartoriali di abiti e monili indossati da donna Franca, una celebrazione della bellezza e dell'eleganza nel periodo della Belle Époque, sullo sfondo di una Palermo sfavillante e ricca di fermenti a cavallo tra 800 e 900. Principale attrazione dell'esposizione è la riproduzione dell'abito indossato da donna Franca nel ritratto realizzato dal pittore Giovanni Boldini, donato da Prada Group al comune di Favignana. L'originale è conservato presso la Galleria della Moda e del Costume di Palazzo Pitti, e poi ancora 3 vestiti realizzati dalla sartoria del Teatro Massimo di Palermo nell'ambito di un progetto promosso dall'area marina protetta Isole Egadi con fondi del Ministero della Cultura. Grande apprezzamento per l'iniziativa è stata espressa da Chico Paladino Florio. Favignana, come al solito, è sempre puntuale in questi eventi legati alla famiglia, eventi che danno risalto a quest'isola e soprattutto nella conservazione di quello che è la storia di quest'isola. Alla mostra si aggiunge un ulteriore allestimento al primo piano dedicato alle attività economiche condotte dalla famiglia Florio nella Sicilia occidentale. Attraverso iPad di ultima generazione sarà possibile effettuare dei tour virtuali nei principali siti produttivi e luoghi diventati celebri. Ci avviamo alla completa musealizzazione di Palazzo Florio, è un'offerta nuova di qualità culturale, storica, di memoria che noi diamo ai visitatori e a quanti scelgono di venire nelle nostre isole, che assieme all'ex stabilimento Florio troveranno un percorso quasi completo quando sarà restaurata anche la chiesa di Sant'Antonino dell'itinerario storico-culturale dei Florio. All'inaugurazione ha partecipato anche una rappresentanza della scuola dell'infanzia primaria e secondaria dell'Istituto Comprensivo Antonino Rallo. Breve pausa e poi il calcio con Catania e Palermo.
Il Catania ritorna al successo che mancava da quasi un mese. Un rigore di Chirico e la zampata finale di Zammarini valgono il 2-1 finale in una partita soffertissima contro il Cerignola. Marco Carli. Vittoria sporca, vittoria sofferta, col brivido, comunque la si veda, vittoria, che può servire anche a riannodare il filo con la fortuna, oltre ad avere un'importanza capitale per la classifica e per il morale. Vittoria che, va detto a chiare lettere, non nasconde le consuete pecche del Catania, fisiche, di gioco, soprattutto mentali. Nella ripresa dopo il pari il Cerignola ha avuto le chance per vincerla, ma alla fine i sorrisi sono per gli etnei, a partire da quello di Chirico, che ha messo a segno il rigore dell'1-0, tornando al gol dopo quasi 3 mesi. Sono veramente felicissimo, soprattutto per la vittoria, ma poi finalmente è arrivato il gol in un momento, diciamo, delicato della stagione, no? E questa partita per noi oggi era veramente troppo importante. Il 2-1 col Cerignola, un successo che in campionato mancava da quasi un mese, matura dopo un secondo tempo in cui il Catania si ferma, abbassandosi e disunendosi. L'avvisaglia è un gol divorato da Malcore al secondo minuto. Il bomber dei pugliesi non sbaglia però poco più tardi, fa 1-1 e manda il Catania in bambola. Ci sono stati 10 minuti senza... Non voglio essere presuntuoso, soltanto io potevo capire quello che stavano provando, perché passano gli anni, ma la tensione e l'adrenalina che ti può dare questo campo in un senso o nell'altro è quella. Dunque c'è stato un momento che avrei dato tutto me stesso per aiutarli, per spingerli. Nel momento più difficile però ecco Zammarini, è una bella azione dei rossazzurri. 2-1 che vale tanto, come detto, nonostante la prestazione. E adesso si pensa al Padova per la Coppa, probabilmente con un Di Carmine in più. Sconfitta netta per il Palermo che ieri sera è stato piegato per 3-0 al Barbera dal Venezia. Corini contestato a fine gara. Marco Gullà. Mortito non crea gioco e non tira in porta. Ripresa, Corini mette dentro Aurelio, Vasic e Graves. La musica non cambia e Caroni di testa colpisce la traversa. Occasione sfumata. La formazione di Vanoli è ben messa in campo e rischia poco. Il Palermo è mai al tappeto, il Venezia fa tria. La posizione del tecnico è in discussione. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buon fine settimana.